Eccoci, benvenuti alla consueta rassegna stampa del Sestante News, il noto settimanale online che ormai interessa a tutto il Veneto, in quanto parla di argomenti che riguardano tutte le province del Veneto, infatti esponenti in ogni capoluogo di provincia. Triveneto, autonomia, la rabbia, 5 Stelle, stop alla Stefani. Per quanto riguarda ovviamente l'autonomia, le politiche del primario 2019, il PD si riparte finalmente. Contraccettivi, parla il nostro Lucio Zanetti, perseverare diabolico la nostra Alessandra Marconato. Ancora milanese, più di 1000 donne nel centro antiviolenza. Riviera, sfilata di carri allegorici. Ancora il padovano, il veronese, il trevigiano, perché come vi ho detto il nostro settimanale online è presente in tutte le province. Abbiamo un corrispondente in ogni provincia, questo ci permette di avere notizie sempre aggiornate. Il nostro giornale online, grazie al vostro consenso, ha raggiunto veramente una capillarità, e per cui possiamo dire che veramente il giornale, il settimanale che ci eravamo prefissi di raggiungere quando l'abbiamo fatto, quello di essere il giornale del territorio, che racconta i fatti che non hanno quella notorietà che magari i giornali vorrebbero, i quotidiani, ma che invece sono altrettanto importanti per i cittadini. Questo ci permette di essere sempre competitivi e sempre all'avanguardia, sempre vicino al cittadino, alle esigenze che il cittadino vuole dimostrare. Quindi vi invito a leggere il Sestante News su internet, ovviamente, che anche su Facebook, perché numerosi sono gli articoli che vengono sempre pubblicati e condivisi. Quindi non mancate di segnalare le vostre notizie a info@ilsestantenews.it. Quindi leggete, e come si diceva una volta, fate leggere il sestantenews.it. Alla prossima!